Inizia l'anno con il botto per il Palermo Futsal Club che vince la gara di andata contro il Futsal Emiri con il risultato di 11-1, una gara sontuosa. Siamo qui con il vice allenatore Fabio D'Alessandria, che chiediamo subito come ha visto oggi la squadra e cosa avete detto con mister Gentile nello spogliatoio per farli entrare in questo modo i ragazzi in campo. Intanto buonasera e auguri di buon anno a tutti. Niente che dire, la squadra, noi non ci siamo fermati praticamente durante le feste, abbiamo lavorato sodo negli allenamenti sul fattore mentale dei ragazzi. Nello spogliatoio niente, abbiamo caricato i ragazzi come nostra abitudine con il mister Gentile e abbiamo praticamente detto di non mollare nulla perché noi vogliamo fare bene con tutti e giocare, esprimere al meglio il nostro gioco. Oggi 6 marcatori diversi. Quanto è importante avere una squadra dove tutti mettono il proprio tassello in zona gol o in zona assist? È importante perché noi abbiamo una rosa di ragazzi veramente che ci seguono, che si allenano seriamente e che quando vengono chiamati in causa, anche se sono in panchina, ci dimostrano veramente, a volte, devo dire la verità, ci mettono anche in difficoltà, ma per noi è solo un bene. Oggi un grande ritorno in casa Palermo Futsal Club, quello di Ciccio Catania dopo un lungo infortunio. Come l'avete visto in campo e quali sono le prime impressioni? Siamo molto contenti che Ciccio è tornato con noi dopo un infortunio avvenuto in allenamento, tra l'altro, che per noi è stato un attimino preso così all'improvviso, alla sprovvista. L'abbiamo molto caricato questa settimana e lui ha poco perché è un grande giocatore, ha molta tecnica e un grande tiro. L'abbiamo molto caricato e subito si è inserito bene, ha giocato, ha dato il suo apporto alla partita. Adesso il terzo miglior marcatore rosanero è il giovanissimo Nicchia, classe 2005. Insomma, con questo giocatore il futuro sembra roseo. Poche parole per lui, poche parole, ma solamente molto apprezzamenti perché lui è veramente un grande giovane, si allena seriamente e veramente ci dimostra di partita in partita che è davvero un grande ragazzo. È molto educato, che è la cosa che noi teniamo in più nel nostro gruppo. L'educazione per noi già è un punto di vantaggio. Adesso invece mettiamo un po' di lato la Coppa, si ritorna in campionato, sfida contro il Gesan. Come la preparerete e quanto è importante arrivare a quella sfida da campioni d'inverno? La prepareremo come abbiamo sempre fatto, con la nostra umiltà, il lavoro, caricare molto i ragazzi, perché per noi è importante fare bene, perché fino ad ora siamo campioni d'inverno, siamo i primi della classe e ci aspettiamo che tutti, dobbiamo dare il massimo con tutti e speriamo che tutto vada bene come è andato fino ad ora.